Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera prendiamo definitivamente atto che esistono due mondi. Uno sopra le Alpi e uno sotto le Alpi. A cosa ci riferiamo? Beh, a una differenza, come dire, abissale che la cronaca di oggi rende proprio in maniera definitiva, perché sopra le Alpi, nell'Europa, in tutto quello che è il vecchio continente, sopra questa catena montuosa che è anche ideologica, evidentemente, uno dei fenomeni strutturali della contemporaneità, cioè l'immigrazione incontrollata, clandestina, patologica, figlia del traffico di esseri umani, non l'immigrazione fisiologica, che è appunto uno dei fenomeni connotanti dei nostri giorni, da chi è gestito? Dai rappresentanti democraticamente eletti dal popolo, dalla politica, dai governi, che hanno delle agende su questo tema, hanno delle ipotesi di lavoro, delle visioni del mondo che sottopongono al rito delle elezioni, che è quello che connota anzitutto le democrazie liberali, e poi si regolano di conseguenza. E questi governanti che sopra le Alpi gestiscono le politiche migratorie, per esempio, in questi giorni hanno mostrato di apprezzare l'accordo Italia-Albania sul possibile rimpatrio dei migranti che appunto vanno in prima istanza allocati in strutture albanesi, e questo apprezzamento è trasversale. Cioè, voglio dire, la premier danese, una socialdemocratica scandinava, quindi tendo a pensare non una bieca sovranista qui del bar fuori da via Bellerio, ha espressamente elogiato, ha detto che bisogna trovare nuove soluzioni, come ad esempio i centri fuori dal territorio dell'Unione Europea. Il ministro degli esteri olandese, che è iscritto al Partito Popolare, non appunto a una qualche banda di nazisti dell'Illinois, ha detto servono idee innovative per facilitare i rimpatri, citando anche quest'ipotesi. Il primo ministro portoghese, che è di destra, si capita che sia di destra, e sopra le Alpi non è ancora considerata un'anomalia della democrazia, l'ha citato come esempio virtuoso, perché nei casi di forte pressione migratoria servono meccanismi che disincentivino l'illegalità, ma è ancora più clamoroso la portavoce del nuovo primo ministro francese Michel Barnier, commentando questo protocollo Italia-Albania, ha detto: beh, ma perché no? Non abbiamo preclusioni, guardiamolo, se funziona può essere interessante, smentendo invece l'ottica del Presidente della Repubblica Macron, che pare contrario, anche se poi i migrati li manganella a Ventimiglia. Comunque, sopra le Alpi, l'immigrazione è faccenda della politica, e la politica sembra apprezzare trasversalmente, al di là dei dettagli, sicuramente delle cose da affinare, del collaudo, ma insomma apprezzare l'idea creativa del fatto che ci possano essere accordi con paesi terzi per agevolare i rimpatri. Cosa succede sotto le Alpi? Sotto le Alpi, cioè in Italia, in questa Italietta che ci è toccata in sorte, la gestione delle politiche migratorie è competenza della magistratura, ancora meglio o peggio della parte più ideologizzata di essa. Ed oggi è, come dire, è un'acquisizione della cronaca, perché cosa è successo? È successo che la sezione immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti, i primi migranti arrivati all'interno del centro di permanenza in Albania, appellandosi a una sentenza della Corte europea secondo cui alcuni paesi di provenienza, Bangladesh ed Egitto, non sono paesi sicuri. Ora ricordiamo che se usiamo il canone
occidentale per definire un paese sicuro, cioè paese sicuro è quello che ha standard occidentali sulle libertà, nessun paese è sicuro e quindi ergo dobbiamo accogliere tutti i disperati del mondo, cioè si pone un problema proprio aritmetico, fisico, ma al di là di questo, e quindi la magistratura smonta l'iniziativa principale in termini di politiche migratorie del governo di centrodestra. Altro capitolo, ma figlio della medesima stortura, è il processo Open Arms. Oggi era il giorno della ringa difensiva di Giulia Bongiorno, che abbiamo mandato in diretta grazie anche ai colleghi di Radio Radicale, e lei ha stanato il punto, cioè in ballo nel processo Open Arms c'è niente meno che l'autonomia della politica. Cioè è sotto processo una linea politica in un'aula di tribunale l'avvocato Bongiorno ha messo agli atti del processo il famoso contratto di governo giallo-verde che alla voce politiche migratorie affermava il principio prima redistribuire in Europa, cioè contrattare in Europa una condivisione dello sforzo e poi sbarcare. Questo è stato il mantra del governo giallo-verde, Conte in primis, Toninelli in primis, allora Di Maio in primis, per tantissimi mesi. Poi ovviamente cambiano gli equilibri politici, si affaccia la possibilità di governare col PD e improvvisamente, come dire, sembrano cambiare orientamento. Ma era quella la linea politica di un governo democratico che è sotto processo in un'aula di tribunale. Quindi al di sotto delle Alpi, anche sulla politica migratoria, comanda la magistratura, cioè c'è uno sconfinamento, per usare un eufemismo, del potere, o meglio dell'ordine giudiziario, sul terreno democratico della politica. E diciamo che mi sembra più normale quello che va in scena sopra le Alpi. Grazie a tutti e a domattina.